master sono sicuramente un fenomeno in espansione, esistono già da svariati anni in molte strutture. Qui da noi sono 2 anni, un anno e mezzo che abbiamo iniziato questa attività. Perché? Perché c'era domanda e c'era richiesta da parte di ex nuotatori, da parte di corsisti ormai stanchi di ripetere sempre le solite esercitazioni. Qui la lezione diventa più lunga in quanto è di 2 turni, ovvero 1 ora e 20. In più hanno una mezz'ora dove possono fare un po' di palestra, un po' di riscaldamento tutti quanti insieme, ed ecco che anche qui si crea gruppo. Da 1 anno e mezzo anche il centro nuoto Tezze si è organizzato per dare un'offerta a questa tipologia di nuotatori. I master tendono ad essere dei bravissimi lavoratori in acqua in quanto gli piace fare fatica, vengono qua apposta per allenarsi, per cercare di migliorare sempre di più le loro prestazioni. Ciò non toglie che in qualche piccolo momento di pausa si faccia la battuta e si rida e si scherza tutti insieme. Soprattutto gli ex atleti che vengono già da un ramo sportivo che è l'agonismo, e i corsisti stessi che hanno voluto provare, mettersi alla prova, provare nuove sensazioni, hanno deciso di iscriversi a questo corso per vedere fino a dove riescono ad arrivare. Abbiamo iniziato più per divertimento, adesso sta diventando una vera e propria sfida a distanza di 15 anni dell'attività agonistica. Abbiamo cercato di riprendere in mano quello che è l'attività natatoria. Sono soprattutto gli ex agonisti a sentire la necessità di competere e continuare a mettersi alla prova anche a distanza di anni, ma anche chi viene da un'attività amatoriale trova i giusti stimoli. Per uno che viene dall'attività amatoriale, partecipare per la prima volta a un'attività agonistica è sempre una sfida. Avere poi degli ex atleti che trainano il gruppo sicuramente gli dà stimoli sempre nuovi. La mole di lavoro è abbastanza elevata, molto di più rispetto a un corso normale. Oltre a fare molta fatica ti diverti molto perché comunque c'è un bel gruppo, comunque la chiacchierata a fine corso mentre magari tra un riposo e l'altro ci sta sempre quei 10 secondi di battutina, insomma. Però comunque molto divertente come corso anche. Vogliono mettersi alla prova sia fisicamente che anche dal punto di vista psicologico. Però al di fuori di questo poi sono ragazzi normalissimi, cioè ci si trova per la pizza, partecipo, sono allegri, persone allegre, normalissimi, non è che sono al di fuori. I master sono nuotatori molto esigenti, orari dedicati e molto spazio in vasca sono le richieste più insistenti, e al centro nuoto Tezze si offre ancora di più. Diamo la possibilità a chi vuole, sempre seguiti da un istruttore, di poter fare anche un minimo di preparazione fisica. Abbiamo una palestra a disposizione con qualche macchinario, possiamo fare qualche piccolo lavoro di sovraccarico funzionale. Insomma, cerchiamo di starci dietro il più possibile, cerchiamo di non lasciare niente di intentato per dare la possibilità a queste persone di ottenere, perché no, anche dei buoni risultati da un punto di vista agonistico. L'attività master è appena nata al centro nuoto Tezze, ma sta già dando ottimi risultati. Tanti gli atleti che si sono distinti ai campionati regionali di Lignano Sabbiadoro. Menzioniamo l'atleta Baron Stefania, classificatasi prima nei 100 delfino e seconda nei 50. Prai Alessandro, secondo nei 50 stile. Bucci Andrea, terzo nei 100 dorso, e per finire Bernardi Stefano, terzo nei 50 rana.